pericolo ancora sempre in Siberia per lo scioglimento dei ghiacciai. Purtroppo molti di voi mi diranno: ma sto permafrost che cos'è? In effetti il permafrost, ragazzi, è uno strato di ghiaccio sottoterreno, di solito sta in Siberia, quindi in queste parti qui del pianeta, ed è ghiaccio che non si è mai sciolto mai, quindi esiste proprio dall'ultima glaciazione, ragazzi. Questo è il permafrost, è uno strato di ghiaccio che non si è mai sciolto in centinaia, in milioni di anni, quindi diciamo così, in effetti dall'ultima glaciazione. Il pericolo, no, ancora no. Il pericolo è proprio questo, ragazzi. In questo ghiaccio che è datato dall'ultima glaciazione c'è di tutto, ragazzi. Ci sta tanto carbonio dentro che è una cosa pazzesca. Ci sono metano e carbonio, e sicuramente no, ancora no, ancora un altro pochino, e sicuramente, ragazzi, ci sono ancora qualche virus che noi non conosciamo, quindi è molto pericoloso se si sciogliono questi ghiacciai. In effetti il permafrost non si è mai sciolto diciamo da quando sta il mondo, ragazzi, quindi lì sotto ci sono le ossa dei mammut, degli animali preistorici, e quindi ci sarà pure qualche virus, a parte enormi emissioni di carbonio e metano, che poi giustamente si stima che ci sia quasi 2 miliardi di tonnellate di carbonio, ragazzi. Capite che significa 2 miliardi? Che tutte le foreste del mondo insieme non appaiono, diciamo, non mantengono tutto questo carbonio, tutte le foreste del mondo. Quindi immaginate un po'. Sì, sì, ma purtroppo con questo scioglimento, e questo è il problema, ragazzi, che lo scienziato, in effetti, americano, dice che se continueremo così, questo permafrost uscirà prima o poi fuori. Già hanno trovato delle osse di mammut che diciamo sporgevano da questo ghiacciaio, e quindi il permafrost si sta sciogliendo. Quindi da lì sotto, ragazzi, ci sta di tutto, quindi ci sta il carbonio, il metano, e può darsi che ci sia pure qualche virus che ne sappiamo, mortale, non mortale, qualcosa che non sappiamo. Quindi là sotto ci stanno cose di milioni di anni fa che escono fuori, quindi che sappiamo che ci sta là sotto. Quindi è meglio se rimane così, perché non si è mai scongelato dall'ultima glaciazione, quindi là sotto chissà che ci sta. Se si scioglie usciranno cose forse che non abbiamo mai visto, boh. Forse usciranno pure gli UFO, ragazzi, non lo so, alieni, non so. Comunque si parla di milioni di anni fa, quindi immaginate sotto lì che ci sta. Sì, Nico, sì, sì. Diciamo che questo, diciamo, entro il 2100, se si va avanti così, il permafrost, ciao Diego, sarà completamente sciolto, ragazzi. E poi che Dio ce la mandi buona, perché da lì uscirà di tutto, ragazzi. A parte questo carbonio che giustamente aumenterà del 1000 per 1000 il riscaldamento globale. Quindi calcolate, ragazzi, che ci sarà proprio un casino. I microbi inizieranno a scomporre il carbonio, quindi perché sta chiuso nella materia organica. Quindi diciamo, ragazzi, stiamo proprio inguaiati, bello napoletanamente. Quindi ragazzi, se fermeremo un po' le riduzioni di carbonio adesso, diciamo, potremmo solo rimandarla. Sì, sì, cioè potremmo rimandare questa cosa dello scongelamento del permafrost, quindi non è che non avviene, semmai avverrà più in là. Se però ci condeniamo già a partire da oggi, cosa che già so non lo faremo mai, perché qua si pensa a fare soldi, soldi e soldi, e quindi figuratevi se questi smettono di inquinare e fare queste cose qui. Quindi, ragazzi, il permafrost, ripeto, è uno strato grandissimo di ghiaccio che sta sotto il sottosuolo, e che, ragazzi, ci sta di tutto là: ossa di dinosauro, ossa di mammut, microbi, metano a quantità quando ne volete. Sì, sì, grazie Diego. Quindi diciamo, ragazzi, un casino vero.
Se questa cosa si scioglie, ragazzi, non sappiamo dal virus sicuro, devo dirla. Quindi non sappiamo da questo scongelamento che, ripeto, ha milioni di anni, ragazzi, risale all'ultima glaciazione, non si è sciolto mai. Quindi pensate un po', milioni e milioni di anni, chissà che cosa uscirà da là sotto. Quindi, come credo io, è meglio non far uscire nulla da là, che è meglio per tutti, secondo me. Quindi, chi è di dovere si mettesse all'opera e cercasse di non far uscire fuori nulla, perché davvero non sappiamo che cosa ci sta. Sappiamo che ci stanno le ossa di dinosauro, di mammut, diciamo tutte queste cose, ci sta metano a volontà, quindi giustamente poi influenza il clima, ci sta il carbonio e influenza il clima. Poi ci sono i virus, ragazzi, sappiamo che virus, pollo e insalata, sapete la verità, leggero. Quindi, ragazzi, uscirà di tutto da là. Ma dobbiamo vedere questi virus che cosa sono. Sono buoni, sono malamenti, li conosciamo. Ciao Andrea, figurati. Quindi devo fare sempre informazioni, Matteo. Ti prometto che lo faccio nei mesi. So più il pianeta X, Nibiru, come lo volete chiamare. Comunque ognuno lo chiama in una maniera al finale. Pianeta X, come tanti lo chiamano, quindi. Vabbè, ma non è detto che esiste, quindi partiamo da questo presupposto. Quindi ragazzi, il permafrost, ripeto, per chi non lo sa, è uno strato di ghiaccio che dai tempi della glaciazione, dell'ultima glaciazione, non si è mai sciolto, è rimasto perennemente ghiacciato. Quindi là sotto ci potrà stare di tutto e sicuramente sì, pianeta X, sì, sicuramente a parte tutta questa roba che riscalderà il pianeta, metano, al carbonio e tutte queste cose, sicuramente ci saranno pure virus che stavano all'epoca e che sappiamo, non sappiamo nulla di questi virus. Quindi sciogliendosi questo ghiaccio, sì, Matteo, hanno un sacco di nomi, ma è sempre lo stesso pianeta al finale, quindi ragazzi sarà un casino. Quindi non so come qua più avanti si va, davvero peggiora la situazione. Quindi ma questa è una ricerca scientifica di uno scienziato americano che l'ho trovato su un sito di scienze americano sempre. Si dice che è nuvoloso, però fa caldo, la verità. È un tempo, come dico io, scemo, cioè non ci sta né sole né le nuvole, quindi a me è strano. Allora io dico scemo nel brevo della, che non so se piove, se ci sole, boh. Però una cosa, no, l'avvocatecca non piove mai. Una sola cosa, ragazzi, fa caldo, questo è sicuro. Non ci sta un po' di vento, nulla. Il tempo è scemo, nel senso che non ci sta sole, è nuvoloso, non si capisce, ragazzi. Comunque, ragazzi, il permafrost è un casino, quindi Ostaccio, facciamo il cogliere, da me tiene ragione, purtroppo però, sapendo le persone come sono, che sono, diciamo, tirchi per i soldi, questi non lo faranno mai. Sì, sì, Matteo, alla fine parliamo di terremoti, cose climatiche, meteo, queste cose qua al finale. Cose nuove, cose sfiziose, a volte qualche cosa brutta, purtroppo, la maggior parte, ripeto, sono sempre cose che, ragazzi, sono cose vere, purtroppo, però sono brutte da una parte, però giustamente, ragazzi, come dico io, ma ok, come dico io, quando arriverà quel giorno magari lo so, quindi non voglio morire, diciamo, da ignorante che non so nulla e buonanotte, come fanno parecchi, dicono no, e che lo dice a fare, quando tocca a noi tocca a noi. Sì, ho capito, ma io lo voglio sapere, non è che ne so, un bel giorno arriva l'asteroide, muoio e vabbè, è capitato. Quindi se deve succedere lo voglio sapere, quindi mi preoccupa il fatto del permafrost, ragazzi, perché lì sotto non mi preoccupa tanto il carbonio, non il metano, perché il fatto del riscaldamento è già in atto, quindi mi preoccupa i virus che possono uscire da là sotto, chissà che cosa esce. Questo è il problema più che mi fa paura, più realmente del carbonio, del metano o delle ossa dei mammut, diciamo, dei dinosauri e altro, che là sotto ci può stare di tutto, ragazzi. Virus che non conosciamo, che ne so, alieni che sono caduti
e stanno sotto lì e che ne so, saranno pure morti, però rilasceranno virus a finale, quindi non sappiamo che cosa ci sta là sotto, quindi sciogliendosi il ghiaccio i virus che stanno ora stanno diciamo congelati escono fuori. Non ti preoccupare Diego, l'Etna non è pericoloso, guarda è più pericoloso lo Stromboli che non l'Etna. Sì, sì, ma non è il problema del metano del mammut, questo è il problema dei virus lì. Ah, ho capito, però non ti preoccupare. Lo Stromboli sì, ti do ragione. L'Etna no, perché l'Etna scende sempre la lava così, non è, diciamo, non c'ha questa forza eruttiva, capisci? Lo Stromboli sì, invece, quello è più pericoloso dell'Etna. L'Etna è più un vulcano calmo, capisci? Scende sempre la lava, però non fa danni, quindi ti dà il tempo di andare via. Lo Stromboli no. Vabbè ragazzi, vi lascio, ci aggiorniamo pure su sto permafrost, ci mancava solo lui, mo. Sì, ma mo i virus stanno lì, stanno in letargo, capisci? Mo se questi qua si scongelano, quindi incominciano di nuovo a vivere. E che sappiamo di questi virus che stanno là sotto, mo? Questo è il problema, ragazzi. Che sotto lì può darsi pure che ci sta qualche disco volante, che ne so, alieni. E ci può stare di tutto, ragazzi, là sotto, che ne sappiamo noi. Però la cosa più importante, bravo Matteo, è i virus che stanno là sotto. Sappiamo che cosa ci sono, come una pandemia, una cosa, un alieno. Vabbè, l'alieno se sarà morto sarà congelato alla fine, Matteo. Ma i virus quindi. E appunto quello è il problema, sapete quante cose ci saranno là sotto? Sì, già ci stanno gli scienziati là, hanno trovato le ossa, diciamo, dei mammut. Però la loro paura pure per loro sono i virus. A parte il metano che uscirà e il carbonio che giustamente avremo un riscaldamento globale esagerato. Però la cosa più pericolosa è i virus. Che ne sappiamo? Può darsi pure che non ce ne stanno, ragazzi, quindi può darsi pure di no. Può darsi pure che ci sta un virus micidiale là. E poi, come stiamo inguaiati noi con la medicina e cose, per trovare una cura, ha voglia di morire, come dico io. Quindi è meglio se rimane congelato e non si scioglie nulla. Questa è la migliore cosa. Perché, ripeto, ragazzi, quel ghiaccio lì non si è mai sciolto, mai. E allora facciamolo stare così, congelato. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci aggiorniamo più tardi. È una parola, come te. Ciao a tutti ragazzi e buon appetito e buon riposo.